Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Euganeo di Padova va di scena l'anticipo della quarta giornata del campionato di Serie B-Win tra Padova e Reggina. Padova che sceglie il 4-3-1-2 con El Shaarawy a innescare le due punte che sono Succi e Di Nardo. La risposta invece della Reggina di Azzori con un prudente 3-5-2 con Missiroli, regista più avanzato, alle spalle delle due punte che sono Zizzari e Bonazzoli. Calvarese di Teramo dirige l'incontro. Dopo un primo quarto d'ora di studio è il Padova a costruire la prima opportunità. Su questo disimpegnato di Adeio si inserisce Succi che va a mettere in movimento El Shaarawy. Grande giocata nello stretto, ma poi la sua conclusione a girare si perde alta sopra la traversa. La risposta però da parte della Reggina arriva dopo solo 60 secondi. Calcio d'angolo di Viola dalla destra a rientrare, il colpo di testa ravvicinato di Bonazzoli e per poco non diventa un assist vincente per Zizzari, che però manca di una frazione di secondo l'appuntamento con la rete. Immediato botta e risposta nel giro di un minuto tra Padova e Reggina. Passa ancora 13 minuti e al 30esimo arriva però l'azione vincente del Padova. Grande assist da parte di Succi per l'ottimo inserimento di El Shaarawy, che poi rimane glaciale a tu per tu con Puggioni. È il vantaggio della squadra veneta. La circostanza davvero da dimenticare, il posizionamento della retroguardia di Azzori. Bravissimo però El Shaarawy, che sigla così il suo primo gol con la maglia del Padova, il suo primo gol in Serie B. Non arriva la tanto attesa reazione della Reggina e allora con le immagini andiamo direttamente al secondo tempo, un secondo tempo che si apre ancora una volta con i padroni di casa all'attacco. Nelle prime battute del secondo tempo, al terzo, calcio d'angolo, colpo di testa da parte di Cuffa, non riesce però a girare in rete da due passi Succi, che si era fatto trovare pronto nella circostanza. 61esimo, Vicente ha spazio per prendere la mira, va col sinistro, si distende alla sua sinistra Puggioni e mette in corner. E sull'azione susseguente doppio miracolo dell'estremo difensore Amaranto, prima su Bovo, poi su Succi. La disperazione dei calciatori del Padova, davvero prodigioso il doppio intervento, soprattutto il secondo distinto con il piede da parte di Puggioni, un Puggioni che però è costretto a capitolare al 65esimo e le responsabilità sono evidenti su questo tiro a cross di Vicente. Smanaccia nella propria porta il numero 1 della Reggina, esplode tutta la gioia del brasiliano acquistato la scorsa estate dal Porto Summaga. È il raddoppio del Padova, KO, colpo del KO per la Reggina, tradita anche dal proprio portiere. 3 minuti più tardi la frittata combinata da Cerbi, che controlla male questo pallone all'interno dell'area di rigore, va poi a travolgere la corrente Renzetti. Non ha dubbi Calvarese, c'è anche la munizione per proteste per Cosenza. Dagli 11 metri la trasformazione affidata a Succi, che non sbaglia. Secondo gol in campionato per l'ex bomber del Palermo. Intuisce anche la direzione del tiro Puggioni, ma non riesce ad intervenire. 3-0 e gara in archivio per la squadra patavina. C'è tempo però ancora per la doppietta personale di Succi. Grande controllo sull'assist geniale del neoentrato di Gennaro all'82esimo e poker Padova. Ancora una volta va ad esultare dalle parti della bandierina Davide Succi. Qui Cosenza perde contatto con l'attaccante biancoscudato che non lascia scampo ancora una volta Puggioni. Nel finale perde anche la testa la Verone, intrataccia su Renzetti, rosso diretto giustissimo quello combinato da Calvarese. Non c'è neanche tempo per le proteste, davvero bruttissima l'entrata da parte di Laverone. Finisce così 4-0, prima vittoria in campionato per il Padova, punizione invece severissima per la Reggina di Azzori.